Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Fortunatamente, meno male, la sosta è finita, il campionato è ricominciato nel momento in cui lo sto registrando. Si stanno giocando delle partite che sinceramente non ricordo nemmeno quali, però per correttezza ve lo dico. Si sta giocando Genoa-Frosinone e Torino-Monza. Queste sono le partite che attualmente si stanno giocando. Non gliela facevo più, non vedevo l'ora ricominciasse il campionato. Mi è mancato come il pane, veramente. Non so quanto a voi sia mancato. E ormai appuntamento fisso con la conferenza stampa di Ranieri, che è uscita in ritardo perché vuoi perché domani è Pasqua, vuoi che al lavoro ho fatto tardi, vuoi il pranzo che ci ho messo un po' di più. Il video esce in ritardo, ma ve lo beccate. E prima di cominciare, innanzitutto auguri a tutti voi di una felice Pasqua e Pasquetta. Tanto a Pasquetta ci ritroveremo col video post partita, che però uscirà la sera. Io purtroppo la partita me la guarderò a mozzichi e bocconi perché purtroppo lavorerò in quell'orario e quindi non so quanto margine avrò per guardarmi la partita, però eh, vi posso dire che ci proverò con tutto me stesso a guardarmela quanto più possibile. E poi questa è una cosa un po' più personale, che è una cosa che saprà soltanto il diretto interessato, se mai guarderà questo video, e farò in modo che questo video venga guardato da lui. Mi raccomando, fate forza, rimettiti e esci il prima possibile. Ok? Chiusa questa piccola parentesi personale, parliamo della conferenza stampa di Ranieri. Come sempre me la sono riguardata minuto per minuto, se non praticamente secondo per secondo, e non ho notato spunti interessanti inerenti alla conferenza stampa. Molti potrebbero dire: che cazzo l'hai guardata a fare tutta? Potevi tranquillamente cercarti la trascrizione e poi farci il video. Sì, però a me piace anche vedere l'aspetto, la mimica facciale, come una persona si pone in conferenza stampa, e sono cose che ovviamente nella trascrizione poi non compaiono perché ci devi fare caso tu. E non mi ha dato segni particolari questa conferenza stampa. Tra l'altro, notifica che è successo: ha segnato il Torino, perfetto. Non mi ha trasmesso particolari cose questa conferenza stampa, però ho visto comunque un Ranieri molto disteso, molto rilassato, molto poco preoccupato, e questa cosa potrebbe essere sia un bene che un male, dipende dai punti di vista. Però l'ho visto veramente molto sereno, molto rilassato, molto gioviale, e sotto certi aspetti mi ha fatto molto piacere vederlo così, devo essere sincero. La prima domanda che gli è stata fatta a Ranieri è stata: come si affrontano e come si giocano partite come quella che verrà con il Verona? E Ranieri ha risposto: si affronta con determinazione. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, una squadra quadrata, determinata, una squadra che assomiglia molto a noi. Si chiudono bene dietro, ripartono in velocità, è più fisica di noi, e in Serie A è la squadra che ha fatto più falli di tutti. Quindi sappiamo quello che ci aspetta. Dobbiamo essere preparati, reattivi e molto rapidi. E mi posso trovare comunque d'accordo con quello che dice, perché è ovvio che una partita come questa la devi affrontare con determinazione, perché il Verona negli ultimi risultati è la squadra che ha fatto i nostri stessi identici risultati. Quando noi abbiamo vinto, loro hanno vinto. Quando noi abbiamo pareggiato, se non mi sbaglio, giusto contro il Napoli, poi loro hanno pareggiato, o forse quella partita loro l'hanno vinta, non ricordo. E quando abbiamo perso, loro hanno perso. Quindi stiamo facendo lo stesso identico percorso, tant'è che ora siamo a pari punti. Quindi è una partita molto molto importante. Poi domanda come sta Mina, ovviamente. Ranieri dice che Mina si è allenato, voleva continuare ma l'ho fermato io perché ci sono ancora 48 ore di tempo in cui valuterò tutti quanti. Lui, Gaetano, Shomurodov, tutti quelli che hanno avuto degli acciacchi. Valuterò come al solito la sera prima della partita. E noi ci auguriamo tutti ovviamente che Mina sia al meglio e in grado di
poter affrontare la partita col Verona. Con tutto che nella partita col Monza comunque la difesa a me per esempio non è dispiaciuta. Peccato per il gol, però lì ci puoi fare ben poco, lì avresti dovuto evitare di fare fallo, però i falli esistono, ci può anche stare concedere un fallo lì Maldini poi ha fatto la prodezza e tutto quanto, però difensivamente parlando non mi è sembrata così negativa la prestazione del Cagliari. Chiaro è che le cose potrebbero cambiare se hai Mina come difensore centrale e ovviamente, manco a dirlo, cambierebbero in meglio. A proposito di sosta, domanda: come li ha ritrovati gli 8 giocatori che sono andati fuori? Ranieri dice: Sì, che il Verona avevamo tanti giocatori impegnati, ma li ho trovati bene. Sanno che ci giochiamo tanto, è una partita importantissima. Sanno che non è decisiva, però è importantissima, sì. E oddio, io qua sinceramente mi sento di dissentire, perché secondo me è decisiva, perché chi vince è chiaro che non cambia le carte in tavola nella situazione, perché allungheresti soltanto dei 3 punti, oppure si rimarrebbe a pari punti, perché ci sarebbe il pareggio. Però cioè, è decisiva, perché vincere in un momento come questo, in cui non ci saranno più soste e tutto il campionato da qui in avanti sarà a finire, prendere 3 punti su una diretta concorrente e smorzare anche lo status positivo eventualmente di una delle due squadre può essere molto deleterio, veramente molto deleterio. Quindi secondo me è decisiva questa partita e mi spingo a dire che magari si possono salvare tutte e due, ma se c'è una squadra che retrocede, potrebbe uscire fuori da questa partita. Una delle due squadre, o noi o il Verona, a fine campionato, secondo me, potrebbe seriamente retrocedere. Mi auguro di no per tutte e due, ovviamente. Per il Cagliari manco a dirlo, per il Verona, perché comunque secondo me merita rispetto per quello che stanno riuscendo a fare. Però la partita è veramente troppo troppo importante, veramente troppo. E quindi in automatico secondo me diventa decisiva. Domanda: è vero che i punti sono sempre gli stessi sia contro l'Atalanta che contro il Verona, però fare il risultato lunedì è più importante rispetto che a fare i punti con le altre. E Ranieri dice: non so se è più importante fra le partite che bisogna far bene, tanto tutte dobbiamo far bene e le dobbiamo giocare. Sappiamo che dopo ci sarà un ciclo di partite veramente tosto con squadre che stanno lottando per qualcosa di importante, così come è importantissima la nostra salvezza. Non guardo mai il nome dell'avversario, so cosa dobbiamo fare e i ragazzi sanno quello che devono fare. Mi auguro che sia una gran bella partita. Qui alzo le mani perché ha detto esattamente quello che penso. La cosa più importante per il momento è la nostra salvezza e dobbiamo anche immagazzinare i punti proprio in vista di quelle partite, di quel ciclo tosto di partite che verrà. Che poi, ragazzi, non è detto che contro di loro non faremo punti, però è più facile non farne. Cioè, non facciamo sempre. Io sono d'accordo, sono il primo a dire che bisogna cercare di fare punti con tutti. È normale, è palese, specialmente in questa situazione. Però, visto che qui devo prendere il quaderno, i prossimi impegni ci vedono contro Atalanta, Inter e Juventus nelle prossime 3 partite. E fortunatamente Atalanta e Juventus le giochiamo in casa, ma sarà comunque difficile fare i punti. È normale che più cerchiamo di mettere il fieno in cascina e meglio è. Quindi più punti facciamo adesso e meglio è. Ma nemmeno a dirlo. Poi è ovvio che una volta sceso in campo tu non vai a vedere se quello sulla maglietta c'ha il logo della Roma, il logo della Juve o il logo del Verona o dell'Inter. Tu vai lì e cerchi di fare il massimo. Però se è il Verona, secondo me tu devi essere convinto di fare il massimo e ci devi riuscire. Contro il Verona ci devi riuscire, per come la vedo io. Poi
qua a che punto domanda siamo? Ok, questa qua. Che riferimento ha alla partita d'andata visto che il Verona ha cambiato quasi tutto? Riferimenti no, è una squadra che gioca sempre in avanti. Nell'andata aveva Davidovic che era un punto di riferimento importante ma non andava mai nello spazio, mentre adesso hanno due attaccanti che vanno sempre nello spazio. Il cambio importante è questo qua, è una squadra che si è riquadrata, hanno trovato un Oslin che sta facendo molto bene e gli altri erano già bravi prima, magari non giocavano e adesso hanno avuto l'opportunità di giocare. Sul Verona io mi risparmio commenti perché non l'ho vista più di tanto, quindi evito di dire cose che non sono veritiere. Però è da elogiare il loro atteggiamento nonostante tutta la situazione societaria che immagino non sia per niente facile. Quindi un plauso al Verona, assolutamente. Per la gara di lunedì, ma anche per tutta la lotta per la salvezza, lei è indicato come l'arma in più, e poi parole che ho fatto fatica a comprendere. Può commentare questa cosa? Ranieri risponde: è la mia carriera, se tutti mi danno questo peso è giusto che se lo prenda il più anziano, però l'allenatore prepara e qui siamo tutti preparati, abbiamo 1000 stratagemmi, 1000 assistenti che ci dicono di tutto, quanto corrono gli avversari, come corrono, che velocità, le analisi tattiche, abbiamo tutto, tutti. Poi dopo in campo vanno i ragazzi e sanno che io mi fido di loro, quello che fanno è fatto bene e poi se ne riparla il giorno dopo. E qui no, qui non sono d'accordo, non posso essere d'accordo perché tu ok che sei l'allenatore, tu ok che devi anche avere la funzione che a me non fa impazzire più di tanto, però capisco un po' l'ambiente e ci sta che tu voglia fare e debba fare il parafulmine per proteggere anche l'aspetto mentale dei tuoi uomini, dei ragazzi. Però arrivare a dare per assodato il fatto che quello che fanno loro è fatto bene in automatico, secondo me non è così che funziona. Perché lo sappiamo tutti che poi se fanno una cazzata, tu dentro lo spogliatoio probabilmente te li mangi e te le ricaghi. Ma come è giusto che sia? Assolutamente, perché i panni sporchi vanno lavati in casa, ma non diciamo cazzate. È quella la cosa che a me dà fastidio. E questa falsità, ecco, delle conferenze stampa, che è una cosa che non mi va a genio. Non riesco a concepirla. O meglio, la concepisco ma faccio fatica a digerirla. Perché lo so che i panni sporchi si lavano in casa, lo ripeto, ma che senso ha dire che si dà per assodato, dai per scontato che quello che fanno i giocatori in campo lo fanno bene? Non puoi dare una cosa così per scontata. Perché basta mezzo secondo in più o mezzo secondo in meno per fare un errore. Basta mezzo centimetro in più o mezzo centimetro in meno. Ragazzi, io vi ricordo un giocatore del Cagliari nemmeno troppo vecchio che per colpa di un legno si è, non dico rovinato una carriera, ma ha bloccato proprio di netto la sua carriera, secondo me. Che è Giannetti, che non era un attaccante chissà quanto forte, però era molto funzionale, giocava bene e rendeva bene. In Serie B non aveva fatto gli sfracelli, ma aveva fatto un buonissimo campionato. Oh, alla prima giornata in Serie A contro il Genoa prese quel palo, quella traversa, adesso non mi ricordo, da lì in poi si è completamente bloccato e non è riuscito più a ritornare anche quel giocatore onesto da Serie B che secondo me era. Basta veramente poco per poter dire che non fanno bene. Perché parargli il culo? Per scontato. Dai già per assodato questa cosa. Ecco, questa non mi è piaciuta per niente, ma forse perché so fatto male io, alzo le mani. Poi, credo ci sia ancora un sold out, quindi avrete ancora molto pubblico alle vostre spalle nonostante si giochi di Pasquetta. Le chiedo l'importanza di avere sempre il pubblico in questo finale di stagione e poi che si giochi in un giorno in cui di solito negli anni precedenti ve ne stavate a casa. Io sinceramente questo commento me lo sarei anche risparmiato, però vabbè, mi sa un po' de lecchinata. Però, vabbè. Ranieri risponde: beh, per questo dobbiamo ringraziare chi ci ha messo la partita di lunedì. Non siamo stati avvantaggiati molte volte. Per il sold out sono contentissimo, li ringrazio, gli eliminiamo la gira fuori porta e per questo speriamo di ricambiarli con una buona prestazione. Me lo auguro anch'io e
sinceramente, per come era stato strutturato il calendario, si sapeva che si sarebbe giocato durante le festività pasquali. Se non era Pasquetta era oggi. Quindi qual è il problema? Non capisco quale sia il problema di giocare di Pasquetta, sinceramente. Comunque siete professionisti. Non la riesco a capire sta cosa. Vabbè. Rispetto alla partita col Monza ci saranno nuovamente giocatori che danno quel pizzico di imprevedibilità come Gaetano, Lumumbo e Oristagno. Cosa si aspetta da loro? Naturalmente non potranno stare al 100% perché sono stati infortunati. Tutti ce li ricordiamo quando stavano al 100%, ma non è così, perché hanno bisogno anche loro di un graduale reinserimento, ma chiaramente meglio averli che non averli. E qui, che io vuoi dire? È giusto, è più che legittimo. Altra domanda, ragazzi, ho un'arsura allucinante, non ho nemmeno l'acqua qui, vabbè. Tornando alla partita di andata, Lenz alla stampa disse commentando il risultato: basta essere belli, dobbiamo essere più brutti e vincere le partite. Da allora qualcosa sembra essere cambiato. Le chiedo a che punto siete del processo. E Ranieri risponde: ormai dobbiamo ballare, è inutile starci a prendere in giro, sono punti importantissimi per la salvezza e noi da qualche parte li dobbiamo tirar fuori. Avevamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo preso il gol nel momento in cui c'è stata l'espulsione di Magumbu e l'abbiamo pagata cara questa espulsione. Tutto qui. Io non ho ricordi di quella partita, quindi non mi astengo dal commentare. Poi si è creata una bagarre nella zona salvezza incredibile, da anni non si vedeva. Lei stesso qualche settimana fa ha detto l'Empoli si è tirato fuori, invece si è rivelato dentro. C'è secondo lei in questo momento una squadra che è più avvantaggiata rispetto alle altre dall'Udinese in giù? E Ranieri risponde: come dice una squadra magari rischi di essere smentito. Io dico che siamo tutte in ballo. Forse la Salernitana è fuori causa? Dico forse perché mi ci sono trovato ultimo in classifica nel corso della mia carriera e poi dopo non sono retrocesso. Per cui do un grosso in bocca al lupo a tutti e che meriti di restare il migliore. Ovviamente intende che meriti di restare, ovvero chi merita di rimanere, chi rimanga in Serie A il migliore, ecco, perché avevo paura che non si capisse questa cosa. Era quello il senso che voleva dargli Ranieri. Ultime due domande. Nell'amichevole di settimana scorsa abbiamo rivisto Sulemana per 90 minuti. Si è fermato proprio nel momento in cui sembrava stesse per sbocciare. Lunedì trova la squadra che lo ha lanciato nel calcio italiano. Le chiedo in questo 4-2-3-1/4411, che dir si voglia, si possa ritrovare un Sulemana decisivo, magari da qua a fine campionato. Ranieri risponde: certo, io mi aspetto tanto da questo ragazzo, lo abbiamo voluto, lo abbiamo cercato, ha stentato un attimino all'inizio e poi ha rotto il ghiaccio, si era trovato molto bene e adesso mi aspetto tanto da lui in queste ultime partite. E sinceramente penso che per quello che abbiamo visto ce l'aspettiamo un po' tutti, perché le qualità si sono viste, non si può chiudere gli occhi davanti al talento del ragazzo, perché secondo me ce l'ha, è un buon talento. E purtroppo la partita col Frosinone è stata un po' la croce delizia di Sulemana per quest'anno, perché dopo aver trovato, se non erro, il primo gol forse in assoluto in Serie A da parte sua, o comunque il primo della stagione, ha subito anche l'infortunio che gli ha dato una grossa batosta, secondo me. Però quando lo vedo in campo mi sembra un ragazzo con molta garra, con molta grinta, che difficilmente si lascia battere da queste situazioni. Quindi sono convinto, fermamente convinto, che da qui a fine campionato possa fare bene. Io ci metto la mano sul fuoco. Non so quanti di voi abbiano la mia stessa convinzione, ma sulle mani mi trovo abbastanza sicuro, abbastanza convinto. E poi, ultima domanda, un po' più ilare, un po' più giocosa, o meglio, una delle due domande, perché questa domanda ce ne sono due, l'ultima è molto più giocosa. Due cose. So che non si può tornare indietro nel tempo, però dopo Monza avreste preferito che dopo quell'episodio che vi ha condannato in una partita sostanzialmente equilibrata a giocare subito, oppure queste 2 settimane vi sono servite? E poi, altra domanda. E poi non ci sarà bisogno perché lo stadio sarà tutto esaurito comunque, però se avesse dovuto rivolgere un appello ai tifosi per farli venire allo stadio di Pasquetta, su cosa avrebbe puntato? E Ranieri risponde a quest'ultima domanda: alla dieta, venite allo stadio così rimanete a dieta, e ride.
Tra l'altro, come vi ho già detto prima, Ranieri è stato molto col sorriso stampato, molto gioviale. Anche inizio conferenza stampa ha detto è stato bello non vedervi, scherzando. Mi ha trasmesso molta serenità Ranieri e non è una cosa da sottovalutare. E poi rispondendo alla domanda, quella serie ha scritto: no, per noi è stata una sosta che ci voleva perché se no non avremmo avuto l'opportunità di curare gli infortunati e anche qui sono pienamente d'accordo. Comunque, questa è stata la conferenza stampa di Ranieri. Fatemi sapere voi qua sotto ragazzi nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo lunedì con il video post partita. Belli regà.